Bene, buongiorno. Allora, come vedete ho una matita in mano. Di che cosa mi occupo? Perché poi bisogna chiarire. Io mi occupo di gestione delle imprese. Allora, di solito quando si pensa alla gestione delle imprese, ricordo anche gli studenti che devono scegliere le facoltà, i dipartimenti, ormai non esiste più corsi di laurea. Dicono: ma no, a economia non vado perché c'è la matematica, ci sono i numeri, ci sono tante cose. Ecco, a me piacerebbe stamattina dimostrare che l'economia non è fatta di numeri. O meglio, i numeri sono parte dell'economia, ma l'economia è basata su tante altre cose. E forse la matita mi consente di farlo. Cioè, vedete che ho tante altre matite in tasca. Sono tutte un pochino diverse dall'altra. C'è questa, che è la matita dell'Università di Verona, c'è questa che è una matita di Tubi Verona. Sono diverse perché c'è Francesco, è lui? Sì. Federico? È Federico. Puoi venire? Puoi guardare queste due matite e vedere che differenze hanno? Si può staccare questo? Te lo posso dare? No, se me lo dici, prova a vedere. Allora, che differenza c'è tra queste due matite? Una c'è scritto Tubi Verona e l'altra www.univerona.it. Bravo. E in una c'è la gomma, nell'altra no. Sì. In una c'è un cuore, nell'altra c'è il simbolo dell'Università di Verona. Bravissimo. E basta. E poi cosa hanno di uguale? Di uguale? La punta. La punta. E basta. Basta. Allora. Grazie Salvi. Allora, in realtà quello che si potrebbe dire, noi ci troviamo con i prodotti, noi qui stiamo utilizzando tanti prodotti, li stiamo utilizzando in modo tale, viviamo all'interno dei prodotti, anche le matite sono dei prodotti, e siamo portati a pensare che siano un qualche cosa di semplice da ottenere. In realtà ha ragione Federico, perché questa matita è semplice, ha solamente due materiali, perché ha la grafite e il legno. Questa matita è decisamente più complessa perché ha 4 materiali: ha la grafite, ha il legno, ha il metallo e la gomma. Allora, dove sta il problema dell'impresa? Qualcuno deve mettersi in idea che deve produrre questa matita, perché c'è qualcuno che la userà, i bambini o qualcun altro che la userà per varie ragioni, e quindi questa matita deve essere prodotta e portata in un negozio. L'impresa deve fare questo e dentro in quel negozio noi la dobbiamo preferire. Ma voi pensate che ci sia qualcuno al mondo che da solo è in grado di fare una matita così semplice, una cosa così banale? In realtà non c'è nessuno al mondo che è in grado da solo di fare una matita. Perché? Perché la gomma viene da chi estrae il lattice dalla foresta dell'Amazzonia e poi viene rielaborato. Quelli sono là che lavorano, ma non sanno che diventeranno parte di una matita, il lavoro che fa, e fanno il loro lavoro. Poi il metallo, che cos'è? Viene estratto dalle miniere, estraiamo questo metallo dalle miniere, però non viene mica solo fatto per questo, nessuno sa che sta lavorando per una matita, ma in realtà stanno tutti lavorando per una matita, come stanno lavorando per tante altre cose. E così il legno, che normalmente, se è un legno robusto, è un legno che deve essere di cedro, allora solamente in certe parti del mondo questo tipo di legno c'è, il nord-west del Pacifico insomma. E la grafite anche qui viene da miniere, le miniere di grafite sono prevalentemente in Sri Lanka, nel sud praticamente della penisola indiana. Allora, tutte queste cose devono essere unite, c'è qualcuno che le lavora e che fa quel lavoro, ma per fare quel lavoro lavora con altre persone che consentono loro di fare quel lavoro. Queste cose devono essere trasportate, devono essere comunicate, arrivano qui. Si può dire che dentro una matita ci sia il lavoro di migliaia e migliaia e migliaia di persone, quindi relazione.
Questo funziona sulla base di quello che è il mercato, quando il mercato funziona, perché il mercato ha delle distorsioni. Le relazioni funzionano, a volte ha delle distorsioni, oggi anche frequentemente, quando c'è armonia. Quindi il lavoro principale e lo studio principale dell'impresa non è tanto quello dei numeri, è come costruire queste relazioni in armonia tra di loro, perché l'impresa deve cambiare il proprio ruolo rispetto a quello che è stato finora, che non è più solo quello di produrre una determinata ricchezza, ma è quella di produrla e di distribuirla e generare benessere. E l'innovazione va nella direzione che prima Francesco ci ha mostrato, per cui ho un'altra matita qua in tasca, purtroppo è rotta. Questa, la vedete? È una matita nera, tutta nera, con una parte di gomma. E sapete che cos'è? È una matita che troverete verso fine anno, quando uscirà l'ultima edizione di Star Wars, vedrete che uscirà anche questa matita in qualche modo con elaborazioni successive, perché sarà luminosa, avrà tutta una serie di cose simpatiche. Ora, che cosa è fatta? È tutta grafite, ma non è grafite estratta, è grafite riciclata, perché la grafite non serve solo a fare le matite, la grafite serve anche per fare lavorazioni industriali, è uno sfrido, è uno scarto. Invece che doverlo recuperare e in qualche modo smaltire, viene recuperato sostanzialmente nel fare una matita. Questa si potrebbe dire la matita del futuro. Vedete, ci sono solo 2 componenti dentro, non ce ne sono 4. Quindi va nella direzione della sostenibilità, di cui si parlava prima. L'impresa deve agire in termini di sostenibilità. Un detto indiano, se lo ricordo bene, diceva che il mondo non l'abbiamo ottenuto in eredità dai nostri padri, ma in prestito dai nostri figli. Grazie.